Buonasera a tutti ed eccoci alla prima serata di 4 domande A. Vediamo se c'è qualcuno. Buonasera a tutti ed eccoci alla prima serata di 4 domande A. Sono Matteo Grigoli e da questa pagina Economia Forte Futuro Migliore e siamo in attesa di collegarci con Mirko Campagnari, presidente della Confartigianato Comprensorio Verona Nord-Ovest. E stiamo appunto aspettando un attimino il collegamento, c'è qualche problema di linea e fra qualche secondo andremo in onda. Eccoci qua. Ciao Eccolo qua, Mirko, scusatemi. Buona benvenuto a serata a questa tutti. prima serata di 4 domande A. Grazie, Tutto buonasera a bene? tutti. Scusa? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sono pronto per l'intervista che mi hai e ti ringrazio di avermi dedicato questo spazio. Cercherò di rappresentare al meglio il nostro comprensorio per le tematiche e le domande che tu andrai adesso a farmi. Eh, sei il primo che testiamo su questo nuovo format che facciamo da questa pagina Facebook. Ti ringrazio per il Allora, privilegio. come si era parlato al convegno che avevamo fatto a febbraio sull'importanza dell'interdipendenza tra economia e politica per lo sviluppo delle aziende locali. E mai come ora, dopo questo totale stop causato appunto dal virus, ci troviamo che l'economia è in mano effettivamente alla politica. Ti va di illustrarci com'è la situazione dell'artigianato in questo momento? È una bella domanda. Posso risponderti in base all'esperienza che io sto vivendo e percepivo prima e percepisco ora. Allora, l'artigianato purtroppo sai benissimo che è molto frastagliato. Si va dai servizi a tanti mestieri e quindi voglio dire abbiamo esigenze diverse. Una cosa la percepisco, l'economia e la politica, voglio dire, mai come in questo momento si capisce, si percepisce che sono state molto lontane. Mi auguro che ovviamente con quanto è successo ci sia un avvicinamento. In passato, voglio dire, abbiamo pagato tutti la lontananza anche dalle tassazioni, perché ovviamente i singoli comuni ognuno va per la propria strada. Quando una sinergia comune, soprattutto sulla burocrazia, sarebbe quanto mai il momento di dare la differenza, perché il fattore tempo, e lo si percepisce ancora di più adesso, fa la differenza nel dare le risposte. Perdiamo troppo tempo nel dare le risposte. Ci sono alcuni enti, e lo elencavo al convegno, che veramente bisognerebbe prendere ad esempio, dove in 2 o 3 giorni, data tutta la documentazione, ti danno le risposte. Oggi purtroppo, mai più ancora di prima, abbiamo bisogno della velocità nelle risposte. Io ho percepito una cosa dopo questo lockdown, che lo smart working funziona, però ho visto molte solleciti e quant'altro da parte di ministeri e così via in questo ultimo periodo, dove ti segnalavano dove devi adempiere o dove sei rimasto indietro negli adempimenti, cosa che invece, voglio dire, questa velocità adesso la vorremmo nelle risposte che ogni attività ha bisogno di avere per avere una marcia in più. Quindi, solito problema di burocrazia. E appunto, parlando di burocrazia, visto che ora siamo nella seconda fase, la fase della ripartenza, quali sono i maggiori ostacoli che stai rilevando che bloccano la ripartenza delle imprese? Oddio, improvvisazione, e perciò vedo, purtroppo come lo era prima, ma soprattutto ora,
dobbiamo fare squadra, dobbiamo aiutarci tra imprenditori, perché siamo tutti veramente nelle condizioni di avere tutti che ci sparano contro, dipendenti, normative ancora più stringenti, per dire anche col personale, tutte queste assunzioni di rischi e di responsabilità, e come artigiani ce li prendiamo, però non vorremmo che domani si sviluppassero delle azioni da parte dei dipendenti o quant'altro nei confronti degli imprenditori che magari sostengono di non aver avuto adeguate provvedimenti o DPI sufficienti per adempiere in sicurezza e quant'altro. Mi auguro di no, però percepiamo, abbiamo anche queste paure, cioè stiamo azzardando ulteriormente a rimanere sul mercato sempre più da soli, sempre pronti a essere fucilati, io dico, perché domani mattina che arrivano gli accertatori sicuramente ci troveranno qualcosa che non va. Non si smentisce mai che al giorno d'oggi fare impresa è un'impresa. Ritornando un Ancora più attimino al ardua. passato. Come scusa? Ancora più ardua oggi. Ritornando al 2009, la crisi finanziaria, le imprese, soprattutto le piccole imprese, si sono fatte carico di quella crisi che era nata non dal mondo del lavoro e non da un fattore esterno come questo, ma dalla crisi finanziaria, e della riuscita le piccole imprese, grazie alla loro piccola dimensione e quindi alla loro flessibilità, a riportare l'economia agli antecedenti, quindi a una buona economia. Ora che la crisi non dipende dalle aziende e le banche le abbiamo salvate dalla loro crisi, in questo momento vedo sarebbe opportuno che le banche, come il Presidente del Consiglio ha detto, dovrebbero mettersi la mano sul cuore. Che riscontri hai avuto dai tuoi associati finora nei loro rapporti con le banche? Mi auguro e auspico veramente che questi soldi vengano drenati nelle aziende, perché il vaglio delle banche sinceramente mi impensierisce un pochino, soprattutto per i tempi, per la discrezionalità, e quindi qui io dico, guardiamo un pochino, in passato si guardava anche vuol dire la redditività dell'azienda, ma guardiamo anche al patrimonio che ha un'azienda, prima ovviamente di mettere la X. In passato avevamo delle regole capestri, col senno di poi ci sono ancora aziende che possono fare la differenza sul mercato e produrre ancora molto per molti settori, però abbiamo bisogno che queste risorse, e non sarò io sicuramente a decidere il come, però debbano essere, arrivino, come succede all'estero comunque, direttamente nei conti correnti delle aziende, che vengano monitorate dallo Stato, che venga fatto un fondo dove lo Stato abbia un occhio di riguardo su come vengono movimentate queste risorse. Ben venga, noi non abbiamo nessun problema, perché quello che ci interessa fare è creare lavoro. Per quanto ci riguarda le risorse, ovviamente noi siamo capaci di lavorare, le risorse lo Stato o le banche per esso le devono fare arrivare. Purtroppo so che non arriveranno, oppure saranno i grandi che decideranno a chi dare più ovviamente plafond e quindi decidere chi fare emergere. Mi auguro che non succeda questo. La positività. Noi da imprenditori siamo fondamentalmente positivi perché altrimenti non apriremo neppure la partita IVA. Adesso, ieri il presidente della Confartigianato ha presentato 7 richieste al governo per ripartire secondo alcune linee guida. Come pensi che sarà la ripresa e quando le imprese artigiane potranno, tra virgolette, ritornare a respirare ed tornare produttive? Tralasciamo una dichiarazione
di Prodi di oggi, al quale dice che se le imprese italiane sono troppo piccole e dovrebbero fondersi, ma secondo me è la forza delle imprese piccole italiane che hanno fatto la fortuna di questa terra e di questa nazione. Allora, come vedi il ritorno? Allora, è difficile perché anch'io nel mio piccolo ho provato a fare qualche prova di rete di impresa e ti garantisco che gli ostacoli sono molti perché nell'artigiano è intrinseco il fatto dell'individualità, di lavorare da solo, di lavorare molto di più, però far più fatica a relazionarsi. Si fa meno fatica, vedo comunque, a creare delle partnership tra individui, cioè tra collaborare tra partite IVA. Quindi fondersi, bisognerà decidere chi fa il capo, però a quel punto vuol dire a tutti rimettere qualcosa e vedo nell'artigianato un po' fatica tutto ciò. Ho percepito, ti dicevo prima, ho percepito una cosa però, le dinamiche del mercato per il futuro. Allora, se fino a qualche giorno fa ero molto molto negativo, sto percependo una cosa. Noi sai che bene o male forniamo, siamo subfornitori anche delle filiere, ovviamente della Germania e tutto il paese del nord, dei paesi del nord. E vedo che con questo coronavirus di fatto si potranno cambiare degli approvvigionamenti, quindi probabilmente verrà aiutato un acquisto più vicino, cioè più di prossimità, quindi l'Italia diventerà probabilmente più vicina all'approvvigionamento della zona della Germania rispetto ad approvvigionamenti che vengono dall'Asia e quant'altro. Quindi mi auguro che la prossimità, ma anche noi nel locale, io dico, cerchiamo di cambiare il metodo di acquisire. Andiamo a comprare chi è vicino a noi, chi sappiamo che ha bisogno, cioè dobbiamo cambiare un po' la cultura che avevamo prima, quello del prezzo più basso. Dobbiamo dare anche un valore a quello che acquistiamo. Magari acquistiamo meno, però cerchiamo di dare il significato alle cose che compriamo. Allora probabilmente possiamo uscirne. Sembra, Mirko, che tu abbia questo discorso del fornitore di prossimità. Era un articolo un post che che avevo postato qualche giorno fa, appunto Non l'ho perché letto, non l'ho letto. ma forse tra imprenditori senza leggere i pensieri sono uguali. Comunque la fondamentale è mantenere viva la filiera, perché basta che un anello di questa filiera si rompa che anche l'azienda che va bene poi ne risente, perché soltanto da un fornitore che garantisce una certa continuità e una certa qualità ci si può fare affidamento. Quindi la prossimità, puoi andarlo a visitare in azienda, puoi andarlo a trovare, puoi contrattare, puoi vedere le necessità e quindi ottenere il risultato sempre ai massimi livelli. E soprattutto non incorrere in pause di approvvigionamenti di 2 mesi, perché ho percepito anche che, malgrado noi abbiamo avuto per un mese una chiusura totale, però all'estero minore, il fatto di non aver avuto approvvigionamenti per così tanto tempo ha messo in difficoltà anche la loro produzione, pur voglio dire a livelli inferiori, cioè loro non si sarebbero mai fermati totalmente, alcune aziende strutturate e grandi, se non avessero avuto la crisi dell'approvvigionamento. Ecco, va bene Mirko, allora le nostre 4 domande per questa sera sono finite. Io ti ringrazio di aver partecipato a questa prima serata e ti auguro bocca al lupo per la tua azienda, per tutte le aziende della tua associazione, e ti invito e invito tutti voi ascoltatori che a domani sera, dove parleremo di assicurazioni. Assicurazioni in questo periodo fondamentali per tutelare il datore di lavoro, per tutelare le imprese,
a fronte delle nuove normative. Grazie ancora Mirko, buona serata e buona serata a tutti voi. Grazie, ciao a tutti. Alla prossima, arrivederci. Ah.